È già da record il numero delle visite alle mura di Castelfranco, aperte per la prima volta nella storia alle visite del pubblico lungo il camminamento di Ronda. Dal giorno dell'inaugurazione, il 6 settembre, alla fine del mese sono stati 3.843 i visitatori, di cui 1.700 circa paganti. L'ingresso è gratuito per i residenti nel comune, costa appena 3 euro per tutti gli altri. Un successo inaspettato che conforta l'investimento che è stato fatto e la visione che abbiamo avuto come amministratori di dare, perché non si può dire ridare, no? Dare ai nostri cittadini la possibilità di vedere Castelfranco Veneto da un punto di vista diverso, che è meraviglioso dal camminamento delle mura. La sua più grande sorpresa salendo per la prima volta lassù? L'emozione di vedere Piazza Giorgione dall'alto, lo scorcio che dà su Piazza Giorgione e soprattutto sulla Pedemontana e vedere le montagne, l'Asolano che fa da quinta a Piazza Giorgione è stata un'emozione forte. E proprio la città del Giorgione si propone come nuova tappa di un circuito che coinvolge tutti i centri murati, attirando turisti dall'Italia e dal mondo. Noi facciamo parte dell'Associazione Città Murate, abbiamo avuto anche il privilegio all'inaugurazione di avere il presidente dell'Associazione Città Murate a Castelfranco Veneto, con i quali si fa rete per promuovere turismo che verta appunto sulla visita di città murate, dei camminamenti laddove vengono aperti e di tutto quel contesto che riporta al Medioevo, che fa insomma del nostro territorio ancora un grande bel punto di riferimento storico.